buongiorno, grazie per essere qui, per partecipare a questo incontro di educazione finanziaria. Sono Enrica Bolognesi, sono la coordinatrice del corso di Banca e Finanza dell'Università di Udine, presso qui la sede di Pordenone. Il compito è abbastanza difficile, manuale dell'investitore. Potrei dire moltissimo, se avete domande ovviamente potete interrompermi in qualsiasi momento. Ma come ho pensato di procedere in questi, alla fine, pochi minuti, perché per parlare di risparmio dovremo fare ore di lezione. Ma io parto sempre da una cosa, da cosa sia un sistema finanziario, che sembra la cosa semplice, e lo è probabilmente, però penso sempre che sia necessario mettere quelle che sono le tessere di che cosa sia un sistema finanziario e come abbia un impatto sull'economia reale. Si distingue sempre economia reale da economia finanziaria. Si parla sempre del fatto che la finanza aiuta, non aiuta, insomma, vediamo che cosa è un sistema finanziario e quali sono gli elementi. In realtà nei libri di testo troverete scritto una definizione come questa: il sistema finanziario è l'insieme di strumenti, mercati, intermediari finanziari e delle autorità di vigilanza che deve ovviamente fare in modo che questo sistema funzioni. Allora io parto invece da quelli che sono gli attori, cioè le famiglie che risparmiano. Ecco qui. Il punto di partenza: le famiglie risparmiano, e questo risparmio dobbiamo capire quanto è importante e come debba essere allocato. Quindi, diciamo, in generale le famiglie risparmiano perché consumano meno di quanto percepiscono, di quelli che sono i redditi, e vediamo che sono un insieme, insomma, di persone con diverse necessità, e quindi mettiamoci anche tutto quello che è, non so, l'assicurativo per gestire i rischi che possono ovviamente accadere, o insomma, casa, salute, pensione, previdenza. Però stiamo parlando di risparmio, e dall'altra parte ci sono le aziende invece che hanno bisogno di risparmio, perché ovviamente l'autofinanziamento, insomma, non è sufficiente. Adesso non stiamo a raccontare i problemi del reperire risorse. Allora, come fanno a incontrarsi questi due soggetti? Pensando anche che questi sono avversi al rischio e invece l'attività di impresa è attività rischiosa. Quindi capite che è difficile un incontro se non attraverso, ovviamente, intermediari finanziari. Le banche cosa fanno? Le banche, si dice che con il proprio bilancio si inseriscono tra chi ha risparmio e chi ha bisogno di risparmio. E che cosa fanno? Trasformano, si dice, rischi e scadenze, cioè questi vogliono pochi rischi, queste sono attività rischiose, e quindi riescono, attraverso ovviamente la loro esperienza, a fare una selezione di quelli che sono i prenditori di fondi, si dice, più affidabili, quindi curano il processo di affidamento. Dall'altra parte anche, abbiamo detto, trasformano le scadenze. Cosa significa? Significa che questi signori, cioè tutti noi, abbiamo una preferenza per la liquidità, cioè vogliamo avere i nostri soldi a disposizione per quello che sono le nostre esigenze. Ecco anche perché sui conti correnti ci sono sempre molti risparmi. Dall'altra parte invece loro hanno bisogno di investimenti di lungo termine, solitamente. Ecco di nuovo che la banca fa questo, trasforma rischi e scadenze. Però qual è l'altro modo di incontrarsi di questi due soggetti? E arriviamo a quello che è la mia specialità. Mi occupo di strumenti di mercati finanziari attraverso quello che si chiama il circuito diretto. E quindi abbiamo i mercati finanziari dove vengono quotati, negoziati strumenti finanziari. Che cosa sono? Azioni, obbligazioni, ed entrano nei portafogli di queste persone qui attraverso un processo, speriamo, ma adesso ne parliamo, di diversificazione finanziaria. È questo che porta alla possibilità ovviamente di far incontrare chi è avverso al rischio e chi è rischioso attraverso un portafoglio ben diversificato di tanti strumenti finanziari. Diamoci anche, vediamo se funziona, un po' di termini semplici, in cui depositi presso le banche che danno prestiti, emissioni di titoli e investimenti. Ma non dimentichiamoci anche i titoli di Stato, che entrano ovviamente nei portafogli. Ed è un tema in questo momento, quello dei titoli di Stato. Allora, come ho voluto, ho pensato questa presentazione? ABC, relazione rischio-rendimento, evoluzione degli strumenti finanziari nel tempo. Io ho sempre la convinzione che sia necessario vedere da dove arriviamo e quale sia stato il percorso.
anche degli strumenti finanziari. Rischi, quali rischi? Propensione al rischio. Allora, quando ho fatto questa presentazione 2 giorni fa, voi sapete che PowerPoint dà anche, c'è il designer adesso di PowerPoint che ti dà dei suggerimenti di come fare il layout, di come impaginare, di quali anche immagini utilizzare per la tua presentazione. E mi ha sorpreso che di fronte a questo schema, io ho veramente scritto soltanto i punti che volevo trattare, mi abbia dato queste 2 immagini, che ho ovviamente subito riportato, mi hanno interessata. Quindi mi ha suggerito dei paracadutisti e mi ha suggerito il classico, cassetta degli attrezzi. E allora mi sono soffermata, ma perché PowerPoint mi ha dato queste 2 immagini? Beh, in effetti ho scritto 4 volte rischio, ecco qua i paracadutisti, e ho scritto 2 volte strumenti, ecco qua la cassetta degli attrezzi. Beh, penso che sia un buon punto per cominciare, conoscere i rischi e conoscere quali sono gli strumenti, questo l'ha capito anche PowerPoint. E allora si parte da qui, la relazione più semplice, che però io penso sempre che le persone non abbiano capito bene, nel senso che a un maggiore rendimento atteso, ovviamente questi sono sempre attesi perché non conosciamo ex ante effettivamente quale sarà il rendimento, soprattutto di attività rischiose, deve corrispondere un maggior rischio. E voi mi direte, beh, lo sappiamo tutti. Non ne sono convintissima perché ci sono tanti, diciamo così, storie che sono capitate, insomma c'è nella storia di quello che è errori da parte dei risparmiatori. Ma la prima cosa che è secondo me importante tenere presente è che non ci sarà mai uno strumento finanziario che a fronte di un piccolo rischio ti dia un grande rendimento, comunque sopra la media. Cioè se qualcuno ve lo dice, un consulente, non lo so, qualcuno, e non ci dovete credere. Questa è la prima cosa che mi sento di dirvi. Perché? Perché se veramente ci fosse, questo strumento aumenterebbe di prezzo. È come se ci fosse qui in centro a Pordenone un bellissimo appartamento che possiate mettere in affitto a un gran canone d'affitto e costa poco. E viene comprato subito e andrebbe subito, direi, al prezzo che è il prezzo di mercato, e quindi il rendimento cala se il prezzo sale. Ecco perché non ci può essere un disequilibrio tra rischio e rendimento. Se ci fosse, di nuovo il prezzo salirebbe, se il prezzo sale il rendimento scende. È matematica, è finanza. Allora, perché dico che non sempre, non tutti capiscono questo? E io mi sono posto una domanda. Ho comunque osservato negli anni quello che è successo sui mercati finanziari o sì nell'industria del risparmio gestito, ma ancora prima. Mi sono accorta che noi italiani abbiamo sempre avuto non lo so se solo noi italiani, ad ogni modo adesso vi spiego, forse con un grafico, quello che ho intenzione. Allora, questo è un grafico e non ho messo di che cosa è, magari qualcuno lo percepisce cosa possa essere. Ho messo gli anni fino al 2022 e poi vediamo anche il 2023, un indice che tra l'altro è morto proprio nel 2022, direi. No, scusate, questo qui è un'altra cosa, ci arrivo. Che cosa è questo? Qui abbiamo un 12 e qui abbiamo uno 0 e questi sono gli anni. Ecco, non riuscivo a fare una serie storica più lunga, quindi 93. Vabbè, questo è il rendimento del bot. Allora, cosa vediamo? Vediamo che negli anni 90 fino agli anni 2000 il bot, che è lo strumento più semplice che possiamo avere, noi venivamo chiamati bot people, no, gli italiani, perché è uno strumento, scadenza un anno, senza cedole, è assolutamente lo strumento più semplice che possiamo avere. E dava dei rendimenti, offriva rendimenti veramente molto interessanti, molto importanti. E non sono riuscita ad andare indietro con la serie storica, ma mio padre, che mi ha sempre parlato di finanza, a proposito di educazione finanziaria in famiglia, è la prima cosa che bisogna fare, mi raccontava delle cedole del CCT che sono semestrali pari all'11%, quindi significa che rendeva anche il 22% di titolo di Stato negli anni 70-80. Vabbè, insomma, fare finanza, o comunque non era fare finanza, scusate, investire in questi anni, vabbè che c'era l'inflazione, ok, però insomma si aveva
dei rendimenti sull'obbligazionario molto molto importanti, e questo è il rendimento del bot. Ecco, questo arriva a 19 perché lì finisce la serie storica, e questo è l'andamento dell'indice Comit di Borsa Italiana, e ti fa vedere dagli anni 70 che investire sui mercati ha portato, insomma, buoni risultati, anzi ottimi risultati. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che fino a un po' di tempo fa, che ormai sono passati 20 anni, però insomma fino a un po' di tempo fa, investire con il fai da te, cioè io acquisto i miei titoli e me li metto in portafoglio, era abbastanza semplice. La borsa saliva sempre e i tassi erano alti. E poi è successo qualcosa, è successo che nell'obbligazionario, lo possiamo vedere qua, c'è stata la convergenza dei tassi all'euro, perché siamo entrati nell'euro, e quindi i tassi sono ovviamente scesi molto, e quindi quello che è successo soprattutto in questi anni qua è stato che le persone andavano a cercare quei rendimenti molto alti su prodotti, strumenti molto rischiosi. E qui vi ricordo le obbligazioni argentine, ma non so se avete l'età giusta per ricordare, in cui si andava a cercare rischio senza percepirlo, si andava a cercare il rendimento senza comprendere che lì c'era il rischio. E allora questo ti fa un po' capire che la cultura del rischio forse, o della relazione rischio-rendimento, forse ce l'abbiamo poco. Questa è invece successivamente, insomma, è l'indice nostro FTSE MIB, l'indice di Borsa Italiana, più recente, per far vedere anche la dinamica successiva. Che cosa possiamo vedere dopo la bolla internet e dopo la crisi del 2008? Possiamo vedere che abbiamo un mercato molto altalenante, molto volatile, e quello che devono fare le persone è ovviamente convivere con questa volatilità. Ho preso il nostro indice di borsa perché abbiamo un difetto, come tutti gli investitori, l'home bias, ovvero quello di guardare molto spesso a quello che succede al nostro mercato. Avrei potuto mettere il mercato americano, in realtà il mercato americano è salito, ma la volatilità è diventata, diciamo, un fattore con cui convivere. E quindi, prima cosa, quando ci sono andamenti di questo tipo, volatilità, quando si vuole aggiungere rischio nel portafoglio, forse bisognerebbe farlo sicuramente gradualmente. Esistono quelli che si chiamano i piani di accumulo, per esempio. Non sono qui per dare ovviamente soluzioni di investimento, consigli, ma questa è una tecnica che significa entrare sui mercati, soprattutto quelli più volatili, un po' alla volta, con sistematicità e senza farsi condizionare da quello che è l'emotività o comunque le aspettative. Approfitto, visto che abbiamo poco tempo, per dire che tutti vorrebbero comprare qui e vendere qua, ovviamente, ma ovviamente è una fatalità la questione di riuscire, la sfera di cristallo non c'è. Un piano d'accumulo significherebbe comprare un po' a tutti i prezzi, in modo che il prezzo medio di carico, di acquisto, sia una cosa fatta così. E ci sono certi strumenti che sono i piani d'accumulo, ma se ci pensiamo anche il fondo pensione, che è la prima cosa ovviamente a cui chi lavora, chi è giovane, dovrebbe pensare. In realtà a tutte le età bisogna pensarci, con diversi profili di rischio. Quindi, prima cosa, avere a che fare con la volatilità, perché i mercati salgono e scendono, e quello che noi facciamo come investitori è quello di variare la nostra propensione al rischio a seconda di come siano andati i mercati. Ovvero, nel momento in cui i mercati salgono aumenta la mia propensione al rischio, nel momento in cui i mercati scendono mi viene paura, ho paura, e diminuisce la mia propensione al rischio. Se io seguo questo mio atteggiamento, che è una questione comportamentale già studiata da numerosi psicologi che conosciamo, si chiama finanza comportamentale questa disciplina, significa che potrei veramente acquistare sempre sui massimi o avere il rischio di acquistare sui massimi e vendere sui minimi, cosa ovviamente da evitare. Altre cose, evoluzione degli strumenti finanziari. Ve l'ho detto, mi piace andare un po' indietro e capire dalle origini un po' dove siamo. Stavo sempre pensando, una volta, tempi, inizio veramente 2000, non è proprio tantissimo tempo fa, però questo era
quello su cui potevamo investire, gli strumenti finanziari, base, titoli di Stato, azioni, corporate e obbligazioni bancarie. Poi cosa è successo? Beh, i derivati. I derivati a me piacciono perché hanno moltissime funzioni, ma anche quella di copertura, quella di variare il profilo di rischio e rendimento di un portafoglio, però insomma sono complessi, quello sì. Sono arrivate le obbligazioni strutturate, che non sono altro che obbligazioni, titoli di Stato con attaccato, assemblato qualche pezzo sicuramente di derivato sui tassi, opzioni, swap, così via. Sono arrivati i fondi comuni di investimento e qui siamo fine degli anni 90, ma sono esplosi negli anni 2000 e qui la nascita è dovuta al fatto che si comincia a percepire la volontà di offrire portafogli diversificati a investitori retail che con 1.000 euro riescono ad investire sulle 500 maggiori società americane, sullo Standard & Poor's 500. Lo potresti fare da solo? No, lo puoi fare attraverso un fondo comune di investimento che può investire praticamente in qualsiasi asset ora come oggi, azioni, paesi emergenti, corporate, qualsiasi cosa. Poi sono arrivati gli ETF, che sono altro che fondi comuni però a gestione passiva. ETF ed ETC sulle commodity. Poi sono arrivati i certificates, che questi sono dei derivati cartolarizzati che hanno a loro volta delle strategie di investimento. Non mi fermo perché ci vorrei 2 ore per spiegarvi le strategie sui certificates. Cominciamo a scomodare anche i fondi hedge, che abbiamo chiamato come fondi speculativi e che in realtà sono fondi un po' particolari perché qui possono i gestori di fondi hedge attuare strategie che altri non possono attuare, ma qui perdiamo una cosa importante, la trasparenza. Poi vediamo chi ho inserito, i fondi di private equity. Private equity si investe in società non quotate e qui perdiamo la liquidità dello strumento perché sono fondi chiusi. Possiamo investire anche in fondi immobiliari che ovviamente investono in immobili e anche qui ovviamente non sono liquidi. E poi abbiamo le polizze ad alto contenuto finanziario. Non ho scomodato le cripto, ma mettiamo anche quelle. Ma forse non mi piacciono, allora non le ho inserite perché non mi piacciono come strumenti finanziari. Beh, esistono, però avrei potuto inserirli in effetti. Che cosa mi viene così? Cosa ho pensato guardando questa slide? Ho pensato che la parola sia complessità e nel tempo è aumentata la complessità ed è diminuita forse quello che posso chiamare il polso che si aveva sui mercati, che si seguivano forse di più, non lo so, ma oggi come oggi per capire tutto questo è necessario ovviamente studiarlo, è necessario avere una cultura finanziaria, è necessario comprendere questi strumenti. La mia consiglio numero 2 è quello che se non lo capisco non lo compro, insomma non investo in ciò che non capisco. E qui ci sono delle sfide non indifferenti sulla comprensione. Qui non posso generalizzare nulla perché sono cose diversissime, ma ho messo in un'unica slide quelle che sono così proposte di investimento, cioè ciò che può entrare nei vostri portafogli. Sono diventati sempre più complessi, ma non sono altro, tutte queste cose qui, che un mix tra questo e questo, forse anche un po' di questo. È un po', mi piace questa immagine, come se questi fossero gli ingredienti, no? E poi puoi fare tutte le torte che vuoi, con i gusti che vuoi, con i profili di rischio che vuoi. Perché sono nati? Ieri mi chiedevano, ma perché c'è stata tutta questa ingegneria finanziaria? Ci sono tante risposte, la risposta dal libro di testo sarebbe quella che si è voluto dare tanti profili di rischio e rendimenti perché le preferenze degli investitori sono di tanti tipi e quindi per fare in modo che le unità in avanzo diano risparmio, le unità in disavanzo, si creano tanti strumenti in modo che siano invogliati a appunto investire i propri risparmi. Questo è un po' dal libro di testo. No, dal libro di testo
si è complicato, insomma, ci sono anche diversi strumenti che hanno diversi costi, più si complicano le cose più i costi aumentano e quindi questo non è un bene, cose più complesse e più costose. Domanda, ne vale la pena? Sì, forse, dipende. La risposta in finanza ormai è sempre dipende. Ma se torniamo alla cosa più facile in assoluto, i titoli di Stato con cui abbiamo convissuto insomma da generazioni, in realtà anche questi evolvono. Avrete sentito parlare dei BTP Italia legati all'inflazione, avrete sentito parlare, vediamo, di BTP Futura che sono legati alla crescita economica, al PIL dell'Italia e infine BTP Valore. Chi accende un qualsiasi radio che abbia a che fare, insomma, anzi anche stamattina al telegiornale, parlavano del grande successo che c'è stato del BTP Valore proprio in questi giorni. Hanno raccolto 14 miliardi di euro in 3 giorni o 4 giorni. Perché? Perché ha cedole interessanti. Allora, dato questo, la prossima slide è quella dell'inflazione. E cosa ci dice questa slide? Ci dice che qualcosa è cambiato, ce ne siamo accorti tutti, anche di questo non si parla di altro da praticamente 1 anno e mezzo, del fatto che è tornata l'inflazione. È tornata l'inflazione e ci ha portato un altro problema, cioè di quello di come investire i nostri risparmi. Perché fin tanto che i tassi erano a zero negativi, e questi insomma inflazione sono legati ai tassi, chi è avverso al rischio alla fine poteva lasciarli sul conto corrente i propri soldi, perché se andavi a prendere uno dei famosi bot che negli anni abbiamo detto 90 rendeva il 12%, il bot rendeva meno qualcosa per cento. Vi ricordate? I tassi negativi sono storia, sì, per fortuna sì, perché parlare di finanza con i tassi negativi è follia. Però chi aveva avversione al rischio, cioè gli avversi al rischio, non potevano far altro che tenerli sul conto corrente i propri soldi. E infatti anche lì le statistiche, chi segue un po' queste statistiche, questi temi, saprà anche che si sono accumulati uno stock insomma di risparmi, di euro insomma sui conti correnti italiani enorme, un po' anche perché per il Covid che hanno risparmiato di più, ma soprattutto perché era difficile investirli, almeno a basso rischio. Se ci pensate, fino a poco tempo fa, investire su un decennale italiano significa che io sono disposto ad investire per 10 anni, tenere questo titolo per 10 anni e avrei avuto come rendimento all'anno lo 0,80%, con il rischio di vedere il prezzo ovviamente in 10 anni essere volatile, scendere se si verificava che cosa? L'aumento dei tassi di interesse che in effetti si è verificato. E quindi prendendomi quel rischio lì, allora uno può dire sì, uno lo tiene fino a scadenza e quindi tiene questo 0,80% all'anno per 10 anni. Sì, peccato che poi l'anno dopo abbiamo l'inflazione che stiamo vedendo, quindi rischi di tassi di interesse, rischi di potere d'acquisto. Il potere d'acquisto significa aver investito allo 0,80 e avere questa inflazione qua. Significa che hai tassi ovviamente reali negativi. Quindi, problema. Adesso abbiamo un problema. Mi viene sempre in mente il fatto che ho 2 figli, quindi mi viene spesso in mente, e che questi hanno la cassettina e tenevano ovviamente quelli che sono i loro piccoli risparmi, quelli che arrivano per Natale, la fattina dei dentini, queste cose qui, in una cassettina della Barbie a forma di castello. E io questo l'ho sopportato, il fatto di vedere i soldini, cash, insomma lì, anche perché erano pochi, quindi dai, va bene, fin tanto che non è successo questo. E ho provato a dire ai miei figli la questione, insomma cerco di fare educazione finanziaria in famiglia, è la prima cosa ovviamente che devo fare come genitore. Però sì, dicevo insomma in che cosa investo? In tassi negativi, i soldi dei miei figli? Anche no, in realtà potevo avere più ovviamente più fantasia visto che hanno un orizzonte temporale molto lungo. Vabbè, lasciamo perdere, però loro avevano proprio bisogno di vedere i soldi. Però a un certo punto ho detto ragazzi, adesso avete l'età per capire che non possiamo più lasciarli dentro una cassettina, la cassettina della Barbie. Prendiamo le nostre decisioni e poi abbiamo fatto ovviamente i nostri investimenti. Però ho detto, a questo punto è arrivata l'inflazione, non
per me è difficile vedere questi soldi in questa cassettina. Questa slide ti vuole far capire quali sono le asset class su cui si può investire oggigiorno, anche una classificazione, e abbiamo già visto in quello che sono stati l'evoluzione degli strumenti finanziari, ma questo si troverebbe praticamente l'universo investibile per chi voglia oggi investire il proprio denaro. E vedete che abbiamo le asset class tradizionali, che sono sempre quelle che ho detto, i vari ingredienti, e le asset class alternative che pian piano sono entrate anche nei portafogli per diversificare. Ecco qui, questa è la tipica slide che con cui parto quando parlo della moderna teoria di portafoglio, in cui ti dice che all'aumentare del numero di titoli che entrano in un portafoglio diminuisce la rischiosità del portafoglio stesso. Questa in realtà è la slide per fare comprendere che cosa sia la diversificazione, diciamo, ingenua, quella che non tiene conto della correlazione tra i titoli. In realtà quello che veramente importa è la scoperta di questo signore a cui è stato attribuito il premio nel 1990, si chiama Harry Markowitz. Ebbene, negli anni 50 del secolo scorso ci ha detto una cosa importante. Ci ha detto che se investiamo su titoli che non sono perfettamente correlati, cioè che non vanno allo stesso modo, diciamolo in semplice, azioni e obbligazioni sono correlate solitamente in modo negativo, quindi se inserisco azioni e obbligazioni nel portafoglio avrò un rischio complessivo del portafoglio che è inferiore rispetto alla media ponderata dei rischi dei titoli che lo compongono. Allora, la formula sarebbe lunga così, ma io ve lo dico in italiano, quindi riprovo a dirlo. Il rischio di un portafoglio è inferiore rispetto alla media del rischio dei singoli titoli che lo compongono, se questi non sono perfettamente correlati. Ecco qui che ci sta dicendo che la diversificazione è necessaria e soprattutto ti migliora quello che è il profilo di rischio di rendimento del tuo portafoglio. Ti sta anche dicendo che se tu sei avverso al rischio e quindi avresti un portafoglio completamente obbligazionario, inserire un piccolo quantità di rischio e quindi azionario ti migliora la performance diciamo in termini di efficienza, di rischio rendimento del tuo portafoglio. Ecco qui che è nato, e anche trovereste nelle brochure di tutti i prodotti del risparmio gestito, questa cosa qui: non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Allora, questo è degli anni 50, questa frase qui, e negli anni, non so, quali sono stati gli anni in cui abbiamo capito che un sacco di italiani hanno messo tutti i loro soldi nell'obbligazione bancaria, nelle azioni bancarie che non erano neanche quotate. Cioè, questo un po' sorprende. Anni 50 e cosa che non viene seguita. Quindi prima cosa, anzi terza cosa che dico, diversificazione. Altra cosa sul rischio, visto che rischio è il fil rouge, insomma, di questa presentazione. Ho googolato rischio degli investimenti, ho trovato questo e l'ho trovato, insomma, interessante, che ovviamente condivido fino a un certo punto, e infatti ho scritto un tentativo e sono stati bravi almeno a farlo questo tentativo. Perché è difficile dare una graduazione del rischio. Almeno le prime sono d'accordo sul fatto che azioni singole sono più rischiose di portafogli di azioni, sì. Le azioni di piccole e medie imprese sono più rischiose di azioni di grandi imprese, solitamente così, sempre un solitamente. Nella gradazione del rischio metto portafogli diversificati, questi qui sono paesi emergenti, questi qui sono azioni globali, e poi incomincia con qualcosa che potrebbe veramente cambiare posto, quello che va di moda, oddio no, non sono proprio d'accordo su inserirlo lì. Ma il problema è sempre dipende da che cosa stiamo considerando tra queste tre cose. Il forex sarebbero i cambi, materie prime quali, immobili dove, quali, non ne sono convintissima, sempre un dipende.
È vera questa classificazione? Di nuovo dipende. Obbligazioni corporate, obbligazioni governative, liquidità conto correnti, sì, questo qui sì. Però qua c'è il rischio inflazione, però vabbè, non è il rischio volatilità. E però anche su questo il rischio di stati sovrani, stato sovrano è anche l'Argentina, non è qui, è molto più su. Sì, è un po' a grandi linee, quindi quello che vi dico è rischio, se lo cerchiamo di graduare, troverete nei prospetti, nei KID si chiamano, di quelli che sono i prodotti del risparmio gestito, in cui c'è il termometro del rischio, in cui vi dice dove si colloca il prodotto. Sulla base ovviamente di quelle che sono serie storiche, cioè come si è comportato nel tempo quel prodotto, quella determinata asset class, quel determinato mercato, e che però non è detto che si riproduca nel tempo, cioè nel senso che il futuro sia uguale al passato, per cui di nuovo giusto cercare di graduare, attenzione a leggere queste graduazioni. Altre cose a rischio, penso di avere ancora poco tempo, ho preparato diversi grafici, ma se vogliamo veramente continuare a chiacchierare volentieri. Questo mi sento di mostrarlo perché stiamo parlando di rischi e vorrei parlare di quello che succede adesso. E altra cosa che si sente al telegiornale è che lo spread è andato sopra 200, spread dei nostri titoli, spread ormai dal 2011 praticamente viene riportato dopo ogni telegiornale, quindi una decina d'anni che si parla di spread. Prima non si parlava praticamente mai di spread, almeno secondo il mio ricordo. Cos'è successo nel 2001? Abbiamo avuto la crisi dei debiti sovrani, si chiama così. Vi ricordate Grecia, euro, non euro, insomma quei brutti periodi lì. E adesso siamo a questo livello qua, insomma. Siamo a un livello che ha un po' di guardia, diciamo, ma non tanto per il livello, perché direte qui è ben diverso da qua. Sì, è vero, ma è successo che da qui a qua il debito pubblico è aumentato ancora molto. Siamo a quasi 3.000 miliardi, siamo a 100 miliardi, quasi, no, siamo aspettati a 80 miliardi, ma con l'aumento dei tassi di interesse stiamo arrivando a 94 miliardi come interessi sul debito pubblico. Stiamo aspettando il 20 ottobre. Il 20 ottobre ci sarà la prima agenzia di rating, Standard & Poor's, che parlerà del nostro grado, diciamo, di rischio, di solvibilità dell'Italia. Abbiamo paura, insomma chi opera nel settore deve sempre prendere in considerazione tutte le eventualità, non pensiamo si verifichi, ma lo dobbiamo tenere in presente, cioè che dal 2000, vedete 2011 è stato il tempo della crisi dei debiti sovrani, è successo che il rating dell'Italia, cioè l'affidabilità dell'Italia è scesa molto fino ad arrivare a un gradino proprio sopra quello che si chiama rating speculativo. Rating speculativo significa che perdi, diciamo, l'etichetta di titolo di debito, si dice investment grade, come posso dire, sano, no, sono sani anche quelli che stanno sotto, fatemi pensare, affidabile, ecco. Per entrare in una categoria che si chiama, qui è stato scritto rating speculativo, ma in inglese si dice o high yield, puntando al rendimento, cioè rendimento alto, oppure junk, pensando al rischio, cioè spazzatura, quindi rischio alto. Quindi possiamo parlare di questi titoli ad alto rendimento ma anche a alto rischio. E questo sarebbe un problema perché entri in una categoria dove gli investitori istituzionali non ci possono per la gran parte essere, per cui fondi pensione, assicurazioni e intermediari finanziari in genere dovrebbero, diciamo, vendere i nostri titoli perché sono diventati speculativi. E questo è un problema, di nuovo, perché se tutti vendono, e ce ne sono tantissimi da vendere perché abbiamo 3.000 miliardi di debito pubblico, allora i prezzi scendono, i tassi salgono. Se i tassi salgono, rifinanziare il debito diventa ancora più costoso per il nostro paese. Questi sono un po' i rischi all'orizzonte. Questa è la nostra curva dei tassi di interesse, che mi piace sempre anche farla vedere a lezione, che ti dice praticamente quelli che sono i tassi di interesse dei nostri titoli di Stato a seconda delle scadenze. Quindi è una curva, guardiamo fino ai 30 anni, 50 anni è un po', ci sono due titoli per cui guardiamo fin qui,
è crescente, significa che se io sono disposto a mantenere l'investimento per più tempo avrò tassi più alti, ma rischi più alti. Di nuovo, è una bella curva positiva, inclinata positivamente, proprio significa questo. Significa che se io voglio rendimenti più alti, però devo aspettare o che scade il titolo, oppure devo aspettarmi che ci sia volatilità, e cioè che il prezzo possa cambiare da qui a 20 anni, 30 anni, quel che è. Vi consiglio il sito di Consob, in cui ci sono tanti richiami sulla sezione di educazione finanziaria. Vedete, il percorso per l'investimento parla di rischio e rendimento, parla di orizzonte temporale, parla di obiettivo. Orizzonte temporale, mi raccomando, è essenziale nel momento in cui si fanno le scelte di investimento, perché è necessario, perché se si va sull'azionario, sul rischio, è necessario avere tempo, e questo invece mi accorgo che non è così, nel senso che io investo i miei soldi in attività rischiose, cioè in azioni, tutti i giorni vado a vedere come va. Sì, bene, ma non posso incominciare a trarre delle conclusioni su quello che è la performance del mio portafoglio. Altra cosa su cui vorrei soffermarmi è il fatto della coerenza tra la propria propensione al rischio e il rischio del portafoglio. Questa è una cosa molto importante, e il questionario di profilatura che si chiama cosiddetto MiFID vuole fare questo, vuole capire attraverso la tua esperienza e conoscenza se gli strumenti sono appropriati, cioè se sono troppo complessi è meglio che non entrino nel tuo portafoglio, e dall'altra parte il test di adeguatezza che si compone anche di obiettivi di investimento, situazione finanziaria, vuole percepire il grado di rischio che tu puoi sopportare. Quindi è importante compilarlo bene, con attenzione. E adesso ultimo tema, che ovviamente è prevalente in questi anni nei mercati finanziari o nel risparmio gestito, è quella della tua preferenza verso gli investimenti sostenibili, che va a completare o comunque ad arricchire questo questionario. Questo questionario ha questa funzione di capire in un modo troppo semplice. Immaginate che stiamo cercando con una serie di domande di capire qual è la propensione a rischio di una persona, mettendogli un'etichetta, un numero, in una complessità ovviamente non indifferente di una persona. Per cui mi conosco, devo sapere che la mia propensione al rischio varia, come dicevo prima, devo stare attenta al fatto che ho questa preferenza verso quello che sono investimenti italiani. Ho il problema dell'avversione alle perdite, tante persone non riescono a vendere quando sono in perdite, ma qui andiamo sulla finanza comportamentale, avremo bisogno ovviamente di una qualche ora solo per questo. Ultime 2 slide, come siamo in educazione finanziaria, siamo indietro. Questa è una mappatura di tutti i paesi di quanto le persone capiscano elementi veramente di base di educazione finanziaria, e vedete che più è blu scuro meglio è, e l'Italia ha questo colore azzurro, ma soprattutto in Europa, quando si dice che è fanalino di coda in educazione finanziaria, questo direi che è la spiegazione. Quindi cosa possiamo fare? Noi informarci, parlare di educazione finanziaria in casa. Se nella scuola non entra perché è difficile organizzare anche con l'educazione civica, l'educazione finanziaria nelle scuole, io penso sempre che siano le famiglie che devono fare ragionamenti economici. Però sono qui se vogliamo raccontarci e guardare qualche altro numero. Vi ringrazio per l'attenzione.